Tribunale. In che senso? Che dovrebbe essere rispettato la legalità. Invece, secondo me, non esiste. Non c'è un giudizio esatto per me da parte dei giudici. Quindi quando si parla di legalità gli vengono in mente i tribunali e la giustizia non giusta. Non giusta, sì. In questi giorni mi viene da pensare il discorso di tutti quei incendi che ci sono stati per quanto riguarda i rifiuti della Veritas a Caorle, a Spineo, adesso non ricordo, che mi fa pensare che ci sia un certo tipo di discorso di interesse mafioso, ritengo, per poter accreditare tutto quanto alla zona del veneziano in sostanza. La legalità la lega alla parola mafia, che esiste evidentemente anche nel Veneto. Ma sicuramente è mascherata, ma esiste. È sotto altra forma, magari non forma magari di persone che ti uccidono per strada, ma praticamente sotto forma economica. Che cosa le viene in mente se le dico la parola legalità? La capacità di vivere rispettando gli altri, concezione e rispetto della comunità, condivisione, partecipazione, il fare per il bene comune. Sembra retorica in realtà, in effetti non è retorica se non ci si crede, è retorica se non si opera, è retorica se restano parole vuote, ma è quello che secondo me è legalità. Prima di tutto la sicurezza per noi, che in questo periodo veramente è una cosa preoccupante. E poi anche per tutti i furti che succedono e si appropriano di tutto, la cosa mi sembra piuttosto grave. La cosa che veramente più ci sta a cuore è di avere una garanzia, diremo, di sentirsi protetti, che invece purtroppo ci troviamo con le spalle scoperte. Rispetto delle regole, delle leggi, rispetto dell'ambiente anche in modo particolare, insomma, oltre che delle persone. Allora, legalità è rispettare le regole, rispettare le leggi, già dalle cose più semplici quotidiane, che può essere farsi fare la fattura se vai a farti una visita, chiedere lo scontrino e non per forza pensare in grande, perché dalle piccole cose si comincia. I campi di Herbe, che facciamo 3 campi all'anno sulla legalità, e poi che bisogna partire dalla lotta alla corruzione e all'evasione, perché senza questi due basi, questi due punti di partenza non si risolvono i problemi della legalità. Poi da questi si passano a tutti gli altri che sono importanti, ma senza di questi due non si ha la legalità. Responsabilità individuale. Legalità, mi viene in mente che non c'è la legalità, perché uno va a rubare e dopo 12 ore lo lasciano fuori libero. Hanno preso recentemente una persona che aveva 110, se non sbaglio, fogli di via ed era ancora in giro per la nostra città, nazione, regione, eccetera. Insomma. Quindi la legalità la associa soprattutto al tema della sicurezza. Certo, sicurezza, poi c'è la legalità che uno fa una causa civile e ci mette 5 anni e non sa come ne andrà fuori, insomma. Oltre alla sicurezza e legalità penale, diciamo, di queste cose, c'è anche la legalità. In Italia non vengono a investire soldi perché se uno ha un contenzioso ci mette 5 anni o 10 anni per avere quello che magari è di suo diritto, pertanto legalità non esiste. Dicono che le leggi ci sono, non lo so perché non sono un avvocato, però se le leggi ci sono, come mai troviamo uno con 110 fogli di via? Come mai ci mettiamo 5-10 anni per avere una cosa che è di nostro diritto? Come mai in tutta la Francia ci sono lo stesso numero di avvocati che ci sono soltanto a Roma in Italia? È una cosa indecente. Legalità mi viene in mente il rispetto delle leggi, però mi viene anche in mente uno degli ultimi progetti che ho seguito e che è stata la creazione di un Fab Lab, un laboratorio di fabbrica 3D nella ex villa di Maniero, uno della Mala del Brenta, e quindi
il riportare ad un utilizzo per tutta la collettività e la società una casa che era stata di un malvivente, lo vedo proprio come riportare alla legalità un bene di tutti. No, legalità vuol dire dignità, vuol dire poter fare in modo che i propri diritti divengano realtà. Dobbiamo avere più sicurezza, cioè manca la legalità. In questo momento proprio qua noi siamo scoperti di tutto, perché vedo anche qua in piazza, ogni tanto c'è qualcuno che ti rompe e viene a infastidirti, non si può fare niente, insomma, manca la legalità. Maddalena ha 11 anni, però a scuola ha parlato sicuramente anche di legalità, per cui le chiediamo che cosa ti viene in mente, Maddalena, quando ti diciamo la parola legalità. Allora, quando penso alla parola legalità, mi viene in mente soprattutto la parola rispetto, perché bisogna avere rispetto per le leggi, ma anche per gli altri. Per esempio, se uno ruba è una cosa illegale e non rispettosa, ma per esempio se tipo uno timbra il biglietto dell'autobus, sembrerà una cosa banale, però è una cosa che facciamo tutti i giorni e che è legale e rispettosa. L'illegalità che c'è in Italia e non punita. La legalità è solo sulla Costituzione o sulle leggi che so io, però al momento di applicarle diventa normale, illegalità. E praticamente dicono andiamo in Italia, tanto non siamo salvi di tutto, non c'è la pena, non c'è niente. L'Italia è un paese di illegalità. Legalità, per me sì. È il rispetto delle regole. Una prima cosa è non evadere le tasse. Ad esempio, si può partire da cose molto semplici, farsi dare lo scontrino fiscale quando si entra in un negozio. Spesso questo non viene fatto e a volte ci si vergogna anche, si è un po' imbarazzati nel richiederlo.